Piano, altre 2 vacche ferite a morte al confine con il Trentino. Il consigliere regionale Nicola Finco scrive al Ministero e replica duramente al presidente di Coldiretti, Cerantola. Altre 2 vacche uccise nella notte tra Campo Mandriolo e il Trentino. L'orso M4 sembra aggredire località e prede. Da una settimana va a caccia stabilmente qui e le sue vittime in solo Vicentino salgono a 10. Una sventura per chi ha i bovini al pascolo in questa zona, ma anche un fattore che potrebbe facilitare la cattura dell'animale, se non altro per munirlo di radiocollare. Il presidente della Commissione Ambiente in Consiglio regionale, Nicola Finco, anche oggi ha sollecitato il ministro Gianluca Galletti e il suo sottosegretario, la padovana Barbara Degani, a concedere le necessarie autorizzazioni. Nel darne notizia, Finco risponde per le rime al leader provinciale di Coldiretti, Martino Cerantola, che da giorni accusa la regione di immobilismo di fronte ai gravi danni patiti dagli allevatori. Critiche infondate, secondo il leghista bassanese, però ve ne sarebbero il vertice convocato venerdì scorso ad Asiago e le continue pressioni sul Ministero. Questa supposta inerzia, rincara Finco, la vede solo Cerantola, spinto forse più da un intento politico che da reale interesse a risolvere l'emergenza, per ragioni a me ignote, ma che nulla hanno a che fare con la correttezza e con la realtà dei fatti. Polemiche assurde che allontanano soltanto dall'obiettivo comune. Oggi prima riunione della conferenza dei sindaci dell'ULSS 3 dopo il rinnovo delle amministrazioni.